Sono Silvia Dalcin, sono consulente e formatrice in ambito di sostenibilità dal punto di vista strategico e certificatrice della PDR 125 per la diversità di genere. Ho deciso di partecipare a questa proposta di UNICEF riguardo l'age balance perché la diversità è uno dei fattori che incidono molto sul benessere e mi ha aiutato a focalizzarmi, sull'importanza della comunicazione interna che davo per scontata, invece stimola le aziende a riflettere sui destinatari e su come i messaggi vanno veicolati a seconda delle sensibilità delle diverse generazioni. Responsabile risorse umane in Volteco SPA, azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni per l'impermeabilizzazione. Ho partecipato volentieri a dei workshop, dei laboratori di questo progetto, dai quali mi sono, e poi in azienda siamo ancora più convinti, della necessità di inserire anche dei giovani accanto, ovviamente, a persone che in azienda ci sono da molto tempo e che ovviamente possiedono un po' la tradizione. L'inserimento dei giovani non ha portato conflittualità, anzi abbiamo visto come sia stato promotore di nuove idee, anche di cambiamenti. La diversità oggi deve essere proprio una scelta strategica se si vuole fare innovazione e sostenibilità nel tempo. Mi chiamo Vincenzo Ciccarello, sono un libero professionista, ho lavorato per moltissimi anni in Confindustria Veneto SIAV, che è una società di servizi e sistema confindustriale. Attualmente come libero professionista assisto le aziende venete per la ricerca di finanziamenti, agevolazioni e tutto quello che riguarda appunto la finanza agevolata. L'aver partecipato al progetto Age Balance mi ha permesso da una parte di acquisire maggiore consapevolezza sulla ricchezza che è presente nelle aziende con l'intergenerazionalità. Dall'altra di poter acquisire degli strumenti che correttamente applicati hanno migliorato sensibilmente la qualità sia dell'organizzazione del lavoro, sia nel rapporto tra le persone, sia nei risultati aziendali. Mi chiamo Sonia Vettorello, sono amministratore delegato della Vettorello SRL Società Benefit, che è un'azienda metalmeccanica, una PMI, abbiamo un totale 20 dipendenti. L'età media della nostra azienda è intorno ai 36-37 anni, alcuni nostri dipendenti, grosso modo la metà, hanno partecipato a un set formativo. Le riunioni sono riunioni molto brevi, molto focalizzate e devo dire anche molto efficaci. A queste riunioni partecipano anche a volte alcune persone di altre generazioni di solito che hanno capito che hanno bisogno di entrare in relazione e comprendere questo tipo di dinamica comunicativa. Devo dire che la comunicazione è molto buona tra generazioni, ognuno mette a sistema ciò che sa far bene. Mi chiamo Silvia Crosato e mi occupo di risorse umane in Colfert SPA. Colfert è un'azienda di circa 60 anni che si occupa di commercializzare accessori per serramenti e da una decina d'anni si occupa di pergole bioclimatiche. Un processo impattato dall'Age Diversity è sicuramente quello dell'onboarding, dove per esempio abbiamo istituito un buddy aziendale, cioè una persona che si preoccupa delle esigenze della persona appena arrivata in azienda, che sicuramente risponde di più alle esigenze delle persone junior, perché vivono questo aiuto come supporto al loro inserimento. Questo progetto è stato estremamente utile
e mi ha aiutato ancora di più a prendere consapevolezza del fatto che noi HR e le aziende, più che gestire persone, dobbiamo prendercene cura.